Il Ligorna, candidato alla vittoria finale del campionato, affronta l'Atletica al Comunale di Sori. Dirige l'incontro il signor Giulio Ermini da Genova. Il primo lampo è del Ligorna. Chiaravini su punizione trova i guantoni di Bartoletti. Lo stesso numero 1 locale bravissimo, 2 volte aiutato dalla traversa su Brusacà sugli sviluppi di un corner, ma nulla può su Bottino che si fa trovare prontissime da 2 passi. Sigla la rete del vantaggio Ligorna. Alla mezz'ora l'Atletica trova il pareggio. Dodero innescato da Di Pietro mette in mezzo, Brusacà tocca con la mano ed Ermini indica il dischetto. Decisione che dalle immagini sembra corretta. Dagli 11 metri Gianni Di Pietro fredda Azzori che intuisce ma non tocca, 1-1 con l'Atletica che rimette in piedi il risultato. La reazione del Ligorna arriva prima con Pittaluga che spara alto dentro l'area di rigore, poi con Ruffino che di testa, specialità della casa, impensierisce Bartoletti, bravo a bloccare in 2 tempi. Il Ligorna al 40° chiede il secondo giallo per Zinnari dell'Atletic, ma Ermini è impassibile, fischia solo il fallo. Quando le squadre sembrano avviate negli spogliatoi però arriva il gol dell'1-2. Ruffino trova splendidamente Chiaravini che altrettanto splendidamente addomestica il pallone e centra la porta superando Bartoletti. Prima frazione che si chiude 2-1 e nella ripresa è ancora Brusacà pericoloso sulle palle inattive, ma Bartoletti gli dice ancora di no. Episodi da moviola su cui l'Atletic recrimina. Prima i neroverdi chiedono il secondo giallo per Pittaluga per questo fallo su Dodero. Ermini fischia fallo ma non estrae il cartellino, mentre su questo intervento di botta su Di Pietro lascia giocare. Partita che nel secondo tempo regala poche occasioni, l'Atletic si getta in avanti e viene punita al 92° su un ribaltamento. Invito a nozze per Tripoli che salta Bartoletti, appoggia dolce il pallone del 3-1 finale con cui si chiude il risultato, non senza qualche scintilla in panchina che costa il cartellino rosso a Monteforte al vice di Mariani Notar Stefano. Vince il Ligorna 3-1 contro l'Atletic.